Ciao gente, acqua pader che il convento è il brusa, ma che bella espressione. Di solito si diceva, quando una la sera e tirava su i gomiti, che beveva un po' troppo, alla mattina levava sempre su con una sete infernale, allora che ne voleva di acqua debitamente. Ecco perché si diceva acqua pader che il convento è il brusa. Ma era anche un'altra maniera, un'altra situazione che si diceva che la roba lì, perché un tempo i conventi, come la maggior parte di case di abitazioni, erano fatti di legno e di conseguenza era facile che la, il convento il brusava, no? E allora in di convento per qualsiasi roba il fraiga aveva di domandare il permesso al priore, anche per ciappare un sidel d'acqua, riempire d'acqua per smorzare l'incendio, il fuoco che divampava. Per ogni roba che era dovuto domandare il permesso e di conseguenza i tempi si slungavano. Insomma, un po' come succede anche adesso, no? Si sentono tante belle idee, no? Tanta gente che vorrebbe fare. Pensiamo al discorso del clima. Quanti anni lei che dicono che per fare, adesso andrea a fare di azione, di propositi per il 2030, 2040. Gente, ma avevi visto in design come cambia velocemente tutta la situazione? E chi se andrea a aspettare il 2030, il 2040? Capisci che insomma in oro che si fanno in 2D, ma quanta burocrazia che c'è dentro, il permesso di uno, il permesso dell'alter, e per forza che il tempo passa, alter che di acqua padre che il convento il brusa, perché chi brusa veramente il nostro bel monte. A proposito, c'è l'occasione per chi due parole che do parole che sentì adesso, convento e brusa. Senti che è sempre do u che si sente, cu un vento brusa. E rispondi a quelli che dicono che sempre, le mai sempre scrive la u, ma senti che il suono è diverso, cu vento brusa. E dato che noi la dieresi in milanese, la no, allora il brusa, quel suono U, lo scriviamo con la U, mentre convent, che è la U italiana, per differenziarla da che l'altra, scrivo la O. Ecco, tanto per ciappare un momentino la grammatica di tanti in tanti e ricordarla ai tanti amici nuovi che adesso intendono nel nostro gruppo di scuola del milanese. Ciao amici dal Fabio, se sento alla prossima, ciao!